Eder, Mech, Pallister. C'è troppa voglia di depistare e far allungare i tempi alla procura che sta facendo il suo lavoro, inventando delle stupidaggini, proprio delle bufale pazzesche che riguardano sacchi neri e altre cose inesistenti. Lo fanno non per la loro semplice stupidità, ma perché qualcuno gli dice di farlo. La storia di questi folletti, scusate il termine, personaggi da cabaret, che solo in questo fascicolo sono risultati con una memoria al contrario, perché nessuno ricordava dentro niente all'inizio e adesso dopo 3 anni ricordano tutti. Tutto. Che cosa vogliono fare? Perché lo fanno? C'è una regia dietro? Che interesse possa avere? E quello che fa veramente male di questi personaggi è che non hanno forse capito, ma capito seriamente, non hanno ragionato, non hanno pensato col cuore che Liliana è una vittima, Liliana è stata uccisa, si tratta di un omicidio. Questo è, perché dall'inizio si doveva fare di più, si poteva fare di più e ora si deve fare presto, perché altrimenti la stessa famiglia non ne può più di questi personaggi che non si capisce proprio, sarebbe proprio da chiedere a loro perché lo fanno, perché lo hanno fatto. Chi può credere al fatto che Liliana abbia cercato i sacchi per suicidarsi 2 anni prima di farlo? Non è per niente credibile, perché cosa dobbiamo pensare? Che Liliana faceva le prove 2 anni prima? Ma dai, su, per piacere. Non è un suicidio, l'abbiamo detto dal primo giorno. Dal primo giorno abbiamo detto che non è possibile. Poi abbiamo visto i video, abbiamo visto le foto, abbiamo visto il volto di Liliana picchiata. Perché non ce l'hanno fatta vedere? Perché l'hanno messa in quella bara fasulla? Questo mi chiedo, qualcuno dovrà rispondere. La vena artistica di Buonocore non è stata capita ed è stato denunciato. Sì, l'ho denunciato, sì, perché denunciato? appunto sono stufo di sentire queste pagliacciate, che sono pagliacciate. E in ogni caso, io, come ho già detto, io auspico che la procura faccia celermente appunto le sue ancora ultime analisi e proceda con, non so, con l'arresto, con un fermo, proprio per bloccare anche questo fiorire di personaggi che vengono, che sono come i funghi dopo una pioggia. Ecco. A me dà fastidio sentire questa storia. E dà fastidio appunto che il mio ex cognato appunto abbia ancora da ascoltare e dire perché e come, invece di chiedere lui stesso cosa è successo, che vuole sapere e dare una mano, non cercare sempre di depistare, di non ricordare e tutto, vabbè. Il percorso è ben preciso, quello che sta seguendo la procura. Ad oggi c'è un soggetto, una persona indagata, ma soprattutto siamo quasi ad 1 anno che sappiamo tutti che trattasi di un omicidio, perlomeno dalla consulenza della professoressa Cattani emerge questo dato. E quello che chiediamo, ecco per quale motivo questa mattina si sono anche riuniti i parenti di Liliana e gli amici, velocità, giustizia, velocità, perché non si può attendere. Noi abbiamo atteso quasi 4 anni per sapere di Liliana morta per omicidio, ma è qualcosa che non può essere accettato, perché le evidenze c'erano già negli atti, erano chiari, tutto questo tempo non fa bene alle indagini, assolutamente, e soprattutto sono stanchi di lottare per qualcosa di ovvio. Quindi quello che adesso noi chiediamo, che stiamo chiedendo, è quello di velocizzare il più possibile, perché comunque questa indagine va chiusa e bisogna fare dei passi in avanti. Noi a Lili gli abbiamo voluto bene, noi siamo qua perché noi chiediamo la giustizia per Lili, vogliamo ridargli la dignità. Dopo 4 anni noi non lo accettiamo di ricordare Lili un sacco di spazzatura come l'immondizia, perché Lili era una di tutti noi. Quindi noi chiediamo la giustizia, chiediamo la chiarezza, che la cosa viene fuori, che si chiarisce tutto, la verità di tutto quello che è successo. Vogliamo capire chi ha tolto la vita a Lili, il perché
e che paghi. Confermo tutto quello che ho detto, la mia testimonianza è stata per 1 anno chiusa in un cassetto in cui nessuno mi ha chiamato. Con la nuova procura sono stata convocata, quindi tutto quello che io sapevo, che era la mia conoscenza, io ho depositato in procura, quindi ora è la procura che si occupa di questa cosa, quindi quello che io chiedo oggi che noi vogliamo la giustizia per Lili, il tempo è passato, troppo tempo è passato e non si può più aspettare. Quindi ho raccontato, però è tutto agli inquirenti, quindi loro stanno facendo il loro lavoro e sicuramente per quello noi chiediamo anche che si vada al processo e così al processo. Poche settimane prima della sua scomparsa hanno litigato tutta la notte. Quindi questa cosa non era normale, tutti litighiamo però non in quella maniera lì e non tutta la notte. Sì. Tutto quello che io ho detto è tutto già depositato, noi adesso chiediamo che i tempi si accelerano perché crediamo che la procura ha tutto necessario per procedere. Non voglio fare la polemica, nel senso non voglio riportare tutto quello che abbiamo già detto tante volte, perché qua oggi siamo per un'altra cosa. Tutto quello che è stato detto è dimostrabile sui fatti. Certo che ho avuto paura, certo. Non capisco neanche perché la mia dichiarazione è stata per 1 anno chiusa in cassetto. Io devo precisare che io sono fiduciosa in questa procura, io sono fiduciosa in questa procura che sta facendo un ottimo lavoro. Verrà fuori chi ha ucciso Lili e perché. Ma Sebastiano aveva il suo consulente, quindi nominato dai legali, che diceva invece altro in prima battuta. Sebastiano, con i bravissimi colleghi che lo rappresentano, ha fatto opposizione a quella richiesta di archiviazione, quindi non è così. Cioè, nel senso che il dato è uno, che abbiamo perso del tempo perché c'è stata una consulenza errata. Le determinazioni di quella della prima consulenza hanno fuorviato poi il seguito delle indagini. Però voglio aggiungere un'altra cosa, su quanto dichiarato dalla signora, dall'albergatrice, non è soltanto la sua dichiarazione. All'interno degli atti poi c'era un dato: Liliana aveva cercato come separarsi senza legale, Liliana stava cercando una casa, quindi sono degli elementi che poi letti insieme non possono far dire che quella relazione negli ultimi tempi fosse serena, perché comunque Liliana aveva fatto una scelta e probabilmente gli è stata comunicata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.